I lavoratori bocciano la nuova gara d'appalto per la gestione dei musei civici veneziani indetta dall'amministrazione comunale. Dietro le dichiarazioni trionfalistiche sulle aperture serali di Palazzo Ducale e Museo Correr, sostiene l'Unione Sindacale di Base, si nasconde la volontà di tagliare e gestire al ribasso questi servizi. Col nuovo appalto chiuderanno i musei alle 16:30 alcuni musei, anziché alle 17, e apriranno più tardi, ma invece dalle 10 alle 10:30. Quindi c'è stato un aumento di ore a Palazzo Ducale e al Museo Correr, ma negli altri musei sono state tolte le ore. Una decisione, attaccano i dipendenti, che fa a pugni con le dichiarazioni quotidiane della Giunta di voler differenziare i flussi per alleggerire l'area marciana e indirizzare i turisti in altre zone della città. Carezzonico, Cappedero, Palazzo Fortuny vengono sempre mantenuti come musei di nicchia senza fare delle politiche serie. Penso anche a Casa Goldoni, che è veramente anche quello un piccolo gioiello che non viene sfruttato. E questo secondo me appunto è paradossale e va contro molte dichiarazioni della Giunta. Il sindaco ci accusa di non aver voglia di lavorare, ma nel nuovo bando le ore lavorative vengono tagliate, notano dal sindacato, e manca qualsiasi clausola per tutelare il posto dei dipendenti che da decenni sono impiegati nei musei veneziani. È chiaro che non pensiamo che vengano lasciati tutti a casa, perché comunque la gestione dei musei va fatta, però nessuno gli vieta di appunto ridurre il personale o ridurre le ore.